Volevamo mangiare di una... Questo è oro verde. Oro verde. Grazie mille. Anche facciamo una foto di vince, guarda qua. Sì, stavo guardando la ovviamente. Ok, siamo qui con due grandi campioni e con il sindaco di Cipressa. La prima volta, diciamo, avete vinto tutti e due. Da non agonisti, come vi trovate sulla Cipressa, il posto? Ma questa è una salita storica, è un passaggio importante. Pensare che io da bimbo guardavo la TV e venire a pedalare sulla Cipressa era già qualcosa di incredibile. Poi arrivare, passare professionista, fare la Milano-Sanremo, vincerla, per me è diventato un qualcosa di incredibile. Oggi la viviamo con un'esperienza diversa, divertimento, si vede anche un po' di più il territorio perché in gara non c'è modo di poterlo vivere e si respira l'aria di un evento incredibile e diventa un po' festa per tutti. Anche per te la tua Cipressa? Sicuramente, come diceva Vincenzo, la Cipressa è una salita iconica e quindi tornare qui a pedalare, io ci torno anche spesso perché da quando ho smesso l'ho fatta ogni anno praticamente alla Sanremo ed è sempre bello pedalare, come diceva lui, riusciamo a gustarci un po' di più il paesaggio e stavolta gusteremo anche l'olio di qua, quindi grazie mille del pensiero che noi siamo dei grandi sostenitori di questo territorio che dona questo, come l'ha chiamato lui prima, l'oro verde. Beh, io devo ringraziare sicuramente i due grandi campioni per aver fatto tappa qua e ci auguriamo quindi di vederci ancora negli anni a venire come spettatori, come soprattutto credo che sia una bella immagine anche per noi. Certo. Quindi ringraziamo anche i vostri sponsor per aver fatto questa tappa qui nel nostro comune. Grazie a voi. Grazie per l'ospitalità ancora, un saluto. Siamo qui con il vice direttore Crédit Agricole Italia. Cosa ne pensa della Cipressa? Bellissima, è una salita unica, abbiamo dato il massimo, ma poi insomma c'è chi va più veloce come le persone che avete intervistato prima e chi dà il meglio di sé comunque. Però è un bellissimo evento, anche la giornata ci aiuta, è un posto incantevole. Come Crédit Agricole noi siamo sponsor delle classiche italiane, tra cui la più importante la Milano-Sanremo, siamo qui con un gruppo di clienti a divertirci, vicino alle persone, vicino ai tifosi, vicino a questo bellissimo sport. Eccoci qua. La Cipressa non solo Milano-Sanremo, ma anche il prima e il dopo il passaggio dei professionisti. Cosa porta appunto la Milano-Sanremo ai professionisti, al territorio e cosa appunto Cipressa può offrire ai turisti e ai cicloturisti? Beh, sicuramente dopo l'entrata della Cipressa, ormai sono più di 40 anni, ha fatto sì che il nostro comune, il nostro bel paese è conosciuto tutto il mondo. Basta vedere l'anno scorso quella immagine dei primi che sono praticamente scollinati sulla Cipressa, dove abbiamo quel murales bellissimo. Credo che quell'immagine ha fatto sicuramente il giro del mondo, quindi noi siamo fieri, sicuramente orgogliosi, ci auguriamo che anche quest'anno sia una bella battaglia come c'è stata l'anno scorso e che chissà se magari può essere anche quello che scollina sulla Cipressa che sia il primo a arrivare a Sanremo. Purtroppo non sarà facile perché la strada è ancora lunga, però l'anno scorso è stata veramente emozionante, quindi ci auguriamo che quest'anno sia emozionante come l'anno scorso e come tanti altri anni ci sono già stati. Tra l'altro le ultime settimane abbiamo visto sia Van der Poel che Pogacar allenarsi di continuo qua sulla Cipressa, di conseguenza è anche molto gettonata anche dai cicloturisti che cercano di copiare le loro performance. Sì, li ho incontrati anch'io, si sono soffermati qua a Cipressa in settimana, purtroppo questa sicuramente è una salita che bisogna conoscerla, anche la discesa, e quindi credo che l'abbiano fatta più volte. Abbiamo avuto anche l'onore oggi di intervistare due grandi campioni, due grandi vincitori, e quindi anche quest'anno ci auguriamo che sicuramente i favoriti diranno la loro non solo sulla Cipressa ma anche sulla salita del Poggio. Ora per terminiamo con il punto di vista del tifoso, che quindi appunto può sia tifare per qualcuno oppure semplicemente proprio come da tecnico che vede in oggi la possibilità che qualcuno possa vincere in particolare. Chi è secondo lei il vincitore, il possibile vincitore? Beh, da tecnico io ahimè la bici non ci vado in bici,
ma sono molto appassionato, avevo anche un figlio che ha fatto un periodo appunto di corse, alcuni anni. Chi vince? Chi vince è sicuramente difficile e imprevedibile da tutti. Oggi i favoriti lo sapete chi sono stati menzionati tante volte, io quest'anno dico che vince Ganna. Speriamo. Siamo qui sulla Cipressa con Daniel Noss. Cosa ne pensi della Cipressa? Chi vince oggi? Ah beh, domande da miliardi di dollari, non lo so. Sicuramente avendo visto la Tirreno, secondo me Van der Poel oggi ha una marcia in più. È chiaro che parliamo comunque di una persona che ha dei rivali come Pogacar, come Van Aert, quindi è sempre un po' un'incognita, si sa, no? Che la Sanremo è difficile, però io punto su Van der Poel. E la tua Cipressa adesso che non sei più pro ma sei qui per divertirti? Beh, direi che è un sogno, è fantastica, è bella, piacevole, e infatti è la prima volta che faccio questo tratto anche di percorso in completa autonomia, senza stress, senza corsa, con calma, ed è bellissimo insomma incontrare voi per esempio, ma anche tanta gente che se la gode e aspetta i corridori e si diverte. Grazie. Grazie a voi, ciao. L'amministrazione comunale ha organizzato questo contest per coinvolgere i bambini della scuola primaria, nel quale ogni insegnante di ogni classe ha fatto realizzare dei lavori. La prima, ad esempio, ha realizzato un plastico, la seconda ha realizzato delle pietre che ha dipinto, e la terza invece ha organizzato sempre un'opera utilizzando la carta crespata, quindi le pietre, hanno utilizzato vari materiali. La quarta ha fatto dei disegni, ognuno di loro ha fatto un disegno sempre sul tema, e così come la quinta che ha fatto un tabellone composto da dei disegni. Per il contest ogni bambino riceverà un gadget preso dal comune, fatto realizzare per loro, e ci sarà poi, verrà dato a ogni classe un libro sul tema della bicicletta, e questo appunto sempre per coinvolgere e dare risalto a questa manifestazione. Siamo del gruppo del team SWAT Club, campione italiano 2025. Siamo qui con il nostro gruppo di allenamento in questo training camp qui a Sanremo in onore della classica 2026 Milano-Sanremo, e non ci sono differenze tra i professionisti e noi, siamo i migliori. Ciao! Eccoci qua in cima alla Cipressa con alcuni ciclisti amatori.
oppure no? Amatori è una parolona, comunque è bello andare in giro in bici, fermarsi nei bar, trovare gente, fare gli aperitivi, diciamo tutto quello che non deve essere fatto per uno che va in bici. Comunque Pazienza. A volte si pedala per poter bere qualcosa con gli amici, insomma. sempre bella la Liguria. Come vi siete trovati oggi? Beh, il percorso lo conoscete già, secondo voi oggi chi vince? Poi chiediamo al cappello bianco. Secondo me vince Pogacar, ma non perché è il più forte in questo momento, ma perché ha deciso di conquistare anche questa, secondo me. Poi, però ha molti rivali, avrà molto filo da torcere, sì, sicuramente. Sicuramente non noi. Non noi. E secondo te? Noi lo aspettiamo al tavolo poi. Io penso che abbia ragione lui, io credo che abbia ragione lui, è troppo forte, c'è poco da Siamo fare. curiosi, ci metteremo al poggio proprio tra le curve proprio per vedere gli ultimi minuti, per capire. Regali delle belle soddisfazioni, dai. Grideremo forte, questo è senz'altro. La voce di Giaveno, Valsangone si sentirà. Buongiorno, siamo dalla Cipressa prima della mitica Milano-Sanremo 2026. Il team Alpecin Italia ufficiale è qui pronto per accogliere Mathieu van der Poel, pronti per gridare la loro gioia nel sperare nel vederlo vincere. Vi salutiamo dal team Alpecin Italia ufficiale, se volete seguirci su Instagram, team Alpecin Italia, vi aspettiamo numerosi. Però, non si sa mai. Non si sa mai. Speriamo. Sono Chi vince allora? Ma io spero per Ganna, da italiano. Tutti siamo una roulette. per il Speriamo tricolore. per Ganna, certo. Gli darei la mia bicicletta a Ganna, ma non gliela posso dare. Non gliela posso dare. Non ce n'ha bisogno, però Oggi si potrebbe. E poi Pogacar se la merita anche, perché tutte le volte che ci ho provato. No, è spettacolare. Se la vince, è spettacolare, onesto, simpatico. poi la vince, prima o poi la vince. Speriamo.
durch des Himmels prächtigen Land laufen Brüder eure Bahn, laufen Brüder eure Bahn, freudig wie ein Held zum Siegen, wie ein Held zum Siegen, laufen Brüder eure Bahn.
Salve, buongiorno. Chi vince oggi? Tadei. Taddeo? Buon price.